trascorriamo le nostre esistenze accumulando e appesantendoci con mille cose, per poi renderci conto che i momenti più felici sono sempre stati quelli in cui si aveva poco o nulla, quando la mente è libera, lo spirito è centrato e i nostri sensi semplicemente concentrati sull'istante in cui stiamo vivendo, quando dedicare tempo a ogni fotogramma della nostra esistenza diventa l'unico lusso che desideriamo concederci. Signori, questa è vita. Allora, prima notte in tenda direi superata egregiamente, non abbiamo avuto assolutamente freddo, dobbiamo un attimino, anzi anche un po' di caldo, dobbiamo un attimino rivedere l'assetto del materassino, perché abbiamo messo dei materassini gonfiabili sul materassino della maggiolina, però è un po', ecco, da valutare, da ristudiare un po' la cosa. Però la notte è stata eccezionale, la mattina a risveglio, come avete visto, il panorama era qualcosa di impressionante, veramente un'energia incredibile. Adesso stiamo facendo a piedi la parte della panoramica delle vette e in direzione lago di Grasulina. Intanto teniamo come prima tappa lì, poi vediamo, perché il tempo è incerto, nel pomeriggio danno un po' di pioggia e quindi valutiamo passo per passo quello che andremo a fare. Quindi niente, adesso via, secondo giorno e si parte. Allora, il sentiero che stacca dalla panoramica delle vette e tira su per arrivare in cresta non è molto ben segnalato. Diciamo che questo varco nel muro e questo masso con questa freccia bianca che indica appunto il sentiero che va verso su. Si parte. Allora, siamo arrivati sul lago di Grasulina. Purtroppo, come ben vedete, le nuvole basse non se ne sono andate, anzi sono aumentate e quindi la visibilità si è ridotta ulteriormente. E adesso noi niente, facciamo marcia indietro, vedo se riesco a scendere giù al lago per fare un 2 riprese, però solo se la visibilità lo permette, altrimenti no. E ritorneremo in cresta fino al punto dove abbiamo lasciato la macchina. Vabbè, la giornata va così, però molto bella lo stesso. Purtroppo la nostra escursione si è conclusa anticipatamente, ma non per questo ci siamo scoraggiati. A pranzo ci siamo fermati a Rifugio Chiadinas, dove i gestori ci hanno coccolato con deliziosi piatti tipici della Cambia, una sosta che noi consigliamo assolutamente. Ah bene, ecco qua il padrone di casa, grazie di tutto, 2 giorni stupendi, adesso via la carta tabacco, dai, via la carta tabacco, così te lo spiego, ciao. Bene, eccoci alla carta tabacco per spiegarvi i 2 giri che abbiamo fatto. Allora, il primo giorno abbiamo parcheggiato la macchina in prossimità del Rifugio Chiadinas ed è proprio da qui che imbocchiamo il sentiero 151. Iniziamo subito con una bella salita che ci porta con un dislivello di poco più di 300 metri in vetta al monte. Da qui è puro divertimento, con un continuo sali e scendi sempre in cresta e con un panorama eccezionale.
percorriamo i 154 fino al Monte Pezzacul, per poi scendere fino all'imbocco col 153. Da qui svoltiamo a sinistra e percorrendo la panoramica delle vette ritorniamo al rifugio. Il secondo giorno invece percorriamo con la macchina la strada panoramica fino al Marin d'Ador, dove obbligatoriamente dobbiamo lasciarla perché la strada è chiusa. Proseguiamo quindi a piedi fino a Casera Tarondon, dove imbocchiamo il sentiero che vi ho indicato nel video direzione lago di Taronde. Arrivati su, svoltiamo a destra lungo il 154, direzione lago di Crasulina. Purtroppo, causa nuvole basse, ci siamo fermati lì, decidendo di ritornare indietro a ritroso fino al 153 e da lì alla macchina. Bene, il video termina qui. Come sempre speriamo di essere stati d'aiuto. Se avete piacere iscrivetevi al canale. Noi come sempre vi ringraziamo, zaino in spalla e alla prossima. Ciao!